Liguria all'ultimo posto tra le regioni italiane per tasso di natalità. A Chiavari confronto tra sindaci sulle politiche familiari. Lerici, uno dei pochi comuni liguri ad applicare il fattore famiglia. Lungo weekend all'insegna del maltempo per la Liguria, che sarà interessata da un massiccio fronte perturbato. Per il Tigullio ad oggi le giornate più critiche saranno quelle di domenica e lunedì. Si chiama Taxi Sociale, è un servizio alle persone disabili allestito dall'Associazione Paratetraplegici Liguria, è stato inaugurato a Santa Margherita Ligure ed è a disposizione di enti e famiglie. La vita da social non rende feconda la vita. Al corso di aggiornamento diocesano per i docenti è intervenuto il filosofo Silvano Petrosino. Gli adulti, ha detto, devono guidare i giovani. I Liguri d'America in Val Fontanabuona per riscoprire il masso di Cichero. In visita domani una delegazione dell'associazione proveniente da New York, accolta a San Colombano Certenole. Buongiorno a tutti e bentornati al nostro telegiornale. In apertura parliamo di famiglia. Questa mattina a Chiavari si è svolto un interessante convegno sul tema del Family Impact Lens, un sistema basato su dati empirici che cerca di capire quali sono le politiche da adottare più concrete a favore proprio delle famiglie. Stamani all'Auditorium della Filarmonica c'è stato un confronto tra sindaci e amministratori locali. Dopo la relazione della sociologa Elisabetta Carrà si sono svolti dei tavoli alla presenza appunto dei sindaci e dei funzionari comunali. Vediamo com'è andata. Dal punto di vista della natalità, la Liguria in che punto è della classifica nazionale? È al 20° posto, diciamo che è un outlier, nel senso che gli indicatori sono sempre i peggiori rispetto alle altre 20 regioni, il motivo per cui oggi stiamo lavorando con questo nuovo metodo per pensare a nuove piste progettuali per rispondere un po' a questa sfida della natalità. Oggi si parla di Family Impact Lens, intanto spieghiamo che cos'è. È qualcosa di molto concreto, non è ideologico, viene dalla pratica, dalle esperienze che hanno funzionato, da evidenze empiriche che hanno dimostrato di essere efficaci nel promuovere il benessere della famiglia. Sono 5 questi punti, quali sono? I punti sono quelli della responsabilità, delle responsabilità familiari, rinforzare le forze stesse della famiglia, quelli della stabilità, quello delle relazioni familiari, cioè rinforzare gli scambi, le competenze genitoriali, la cura tra i membri della famiglia, quello del coinvolgimento, coinvolgere le famiglie nei progetti e nel creare reti di famiglie, e poi la diversità, che è quello di cui si parla forse più attualmente, ma la famiglia è sempre stato, diciamo, il contenitore delle diversità che connette appunto i generi e le generazioni. Tra gli esempi che sono stati portati, quali l'hanno colpita di più? L'opportunità di aprire dei centri, proprio dei centri sociali per la famiglia, dove le famiglie si possono riunire anche liberamente solo per parlare. Un centro sicuramente per i giovani, ce n'è bisogno, e anche per gli anziani. La più importante secondo me è quella di creare una sorta di rete in cui le amministrazioni insieme ai servizi, insieme alle scuole creano per fornire prima di tutto le informazioni alle famiglie che sono all'oscuro dei vari progetti a loro dedicati, e poi anche per coinvolgere a partecipare a questi progetti. Rispetto alla questione del calo demografico, la Val Graveglia come sta? È una valle che si sta spopolando rispetto magari ad altre zone del territorio e c'è da intervenire oppure no? Tutto sommato non è proprio messa così male. Noi adesso stiamo lavorando anche per aprire l'asilo nido e questo speriamo che porti nuove famiglie, soprattutto con piccolini, in valle. E se i sindaci del Tigullio si stanno interrogando sulle politiche familiari più concrete da attuare sul territorio, come avete sentito, c'è un comune presente questa mattina in auditorium, quello di Lerici, che da tempo sta già applicando il cosiddetto fattore famiglia e ci dice farlo non è impossibile e addirittura semplifica la vita dei dipendenti comunali. Abbiamo intervistato il consigliere delegato alla famiglia. Voi avete applicato il fattore famiglia nel comune di Lerici. È così impossibile farlo? È difficile? No, non è così difficile, bisogna avere ovviamente la volontà politica di farlo e capire che comunque non sei da solo, perché ci sono altri comuni o realtà come l'Università di Verona che ha creato dei sistemi informatizzati che ti permettono di applicarlo in modo molto semplice e immediato sulla tua realtà. Voi a chi vi siete appoggiati? Noi ci siamo appoggiati attraverso Maurizio Bernardi, l'ex sindaco del Castelnuovo del Gardo, all'Università di Verona, che ci ha fornito proprio gli strumenti informatici e spiegato un po' come funzionava il sistema per
per portarlo nel nostro comune. Ecco. Ma la vita di un comune o l'attività dei funzionari viene complicata da questo fattore famiglia? Al contrario, viene semplificata, perché invece che stare a scrivere a mano, calcolare con sistemi complicati quanto far pagare, non so, per esempio la refezione scolastica, questo sistema informatizzato ti genera la tariffa personalizzata per la singola famiglia in modo istantaneo. Da quanto tempo lo state facendo? Da 2 anni. E i risultati ci sono? Si vedono anche per le famiglie? Assolutamente sì, il costo della refezione scolastica nel nostro comune è drasticamente diminuito, soprattutto per quelle famiglie che presentano situazioni più complicate oppure che sono sempre state penalizzate, come quelle numerose o famiglie monoreddito, famiglie con situazioni di disabilità o di persone non autosufficienti in casa. Cambiamo tema, occhi puntati al meteo. Quello che sta per iniziare sarà un lungo weekend caratterizzato dal maltempo. Nelle prossime ore la regione sarà interessata da un massiccio fronte perturbato che porterà piogge temporali. Per quanto riguarda il Tigullio, le giornate più critiche dovrebbero essere quelle di domenica e di lunedì. Sentiamo. L'attenzione per quanto riguarda il Tigullio e il Levante è concentrata in particolare sulle giornate di domenica e di lunedì, ma quello che sta per iniziare sarà con buona probabilità un lungo weekend di pioggia e temporali, con cumulate abbondanti e non si escludono, data la stagione, possibili fenomeni persistenti e localizzati. Lo scenario meteo per le prossime ore resta dunque sotto osservazione. I modelli ad oggi mettono in guardia su un sistema perturbato ben strutturato che estenderà i suoi effetti da oggi fino a tutta la giornata di lunedì. La zona più critica è sicuramente quella del Genovese di Ponente e del Savonese, dove nei giorni scorsi si sono superati i 500 mm di pioggia caduti e il terreno risulta già saturo, ma tutta la Liguria sarà interessata dal fronte. Domenica fino a tutta la giornata pioverà su quelle zone, poi da domenica sera possibile estensione più a levante dei fenomeni, dei temporali, molto probabile, insomma, a carte alla mano di oggi. E poi sul lunedì non cambia molto la musica, nel senso che comunque sono ancora previsti fenomeni abbondanti. Questa volta è possibile che la famosa convergenza, che ormai andiamo a descrivere da diversi anni, fra Scirocco e Tramontana, che genera fenomeni persistenti ed intensi, in gergo si dice che basculi, cioè si possa spostare a seconda della spinta dello scirocco, che può arretrare a levante o spingersi più a ponente, e quindi è possibile, visto il periodo piuttosto lungo da qua a martedì che ci separa, che ci siano dei fenomeni ugualmente intensi sia sulla restante parte del capoluogo, quindi levante e genovese, e probabilmente si potrebbero parzialmente, soprattutto direi al momento con i dati di oggi, con i modelli di oggi, più probabile lunedì che questo avvenga, anche qui a levante, nella zona del Golfo Paradiso e il Golfo del Tigullio. A causa del maltempo, l'iniziativa Protezione Civile in Festa, prevista per domenica a Sestri Levante, è stata cancellata, annullata anche a Borzonasca l'edizione 2019 dell'Agricasta. Naturalmente vi terremo aggiornati su tutti i provvedimenti legati proprio al maltempo nei prossimi giorni. Potete visitare il sito teleradiopace.com. La Polizia di Stato, siamo alla cronaca, ha arrestato ieri pomeriggio nell'area del porto di Lavagna un genovese di 20 anni per il reato di spaccio di droga. I poliziotti del commissariato chiavarese durante un appostamento hanno visto il giovane cedere ad un coetaneo una bustina ricevendo in cambio delle banconote. Fermato, è stato trovato in possesso di 2 dosi di marijuana per un peso complessivo di 2 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito agli uomini di Chiavari di rinvenire in casa del giovane un bilancino di precisione, un coltello con tracce di droga e la somma di 30 euro. Il ventenne è stato dunque arrestato, mentre per l'acquirente è scattata la segnalazione amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti. Cambiamo argomento, da oggi c'è un servizio in più a disposizione di enti, associazioni e famiglie che devono trasportare persone disabili. È il taxi sociale dell'Associazione Paratetraplegici Liguria, inaugurato e benedetto a Santa Margherita Ligure. Per prenotarlo, pagando un contributo, occorre chiamare lo 0185 28 04 34 oppure inviare una mail a infodisabilisml@gmail.com. Siamo andati a vedere.
L'associazione Paratetraplegici Liguria ha festeggiato la benedizione e l'inaugurazione del primo taxi sociale, un mezzo allestito per il trasporto di disabili che da oggi è a disposizione di enti, gruppi e famiglie che debbano portare persone disabili in momenti di svago o relax. Il progetto originario, partito 3 anni fa, è stato in parte modificato. Siamo contenti, anche se è una macchina più grande di quella che dovevamo prendere. E avremo dei costi, perché prima su altro progetto costi l'associazione non ne aveva, qui avremo dei costi, per cui i costi verranno poi ricalcolati e visti ogni volta che daremo la macchina. Chi può chiedervi quest'auto? Allora, possono chiedere tutte le famiglie con persone disabili, poi ne faremo uso con i centri sociali, con gli anziani che vogliono magari andare a fare una gita a Montalegre, vogliono andare a fare, cercheremo l'autista volontario o comunque da dare molto poco, e comunque con tutte le società sportive e le associazioni che ne hanno bisogno. L'associazione Paratetraplegici ha una sede a Santa Margherita Ligure in Piazzetta degli Alpini. È aperta ogni mattina dalle 8:30 alle 12 per fornire informazioni a chiunque abbia un familiare disabile e debba districarsi nel mondo della burocrazia, perché le prime barriere da abbattere, oltre a quelle fisiche, sono quelle mentali. Su quelle fisiche ancora c'è da lavorare, perché abbiamo, ad esempio, noi appunto bazzicando tra Pallo Santa a livello stradale come marciapiede, tutti siamo a buon punto. Il problema è l'entrare nei negozi ora, la battaglia mia personale è quella verso l'ingresso dei negozi, perché noi praticamente dobbiamo essere serviti sempre fuori dal negozio. Santa Margherita Ligure, grazie all'associazione Paratetraplegici, si conferma città a misura di disabile. Anche quest'anno può fregiarsi della bandiera lilla per i servizi turistici per persone con difficoltà motorie e prosegue il lavoro per rendere ogni aspetto della vita cittadina, anche quello commerciale, accessibile a tutti. Abbiamo studiato insieme all'associazione quali erano gli elementi problematici per la mobilità sul territorio. Ad oggi la nostra commissione, prima di analizzare proposte nuove, si confronta sempre con l'associazione Paratetraplegici Liguria per valutare se è possibile in quell'esercizio commerciale individuare dei miglioramenti per l'accessibilità. Questo ha lo scopo di abbattere barriere architettoniche e rendere la città sempre più fruibile per tutti. Sempre a Santa Margherita Ligure, al piano terra della biblioteca comunale di via Vignolo, è stato attivato lo sportello Informa Stranieri, un progetto finanziato dal Ministero dell'Interno e gestito dal distretto sociosanitario 14. È un servizio rivolto a quelle persone residenti in città che hanno difficoltà con l'italiano e che magari hanno bisogno di confrontarsi col servizio sanitario o con la pubblica amministrazione. 2 i giorni in cui lo sportello sarà aperto: il lunedì dalle 14:15 alle 16:15 per il russo, il moldavo, l'inglese e il francese, e il giovedì dalle 9 alle 12 per il tamil e il sinhala. Il progetto prevede, in caso di richiesta, la possibilità di attivare altri mediatori culturali di lingue non presenti nell'attuale elenco. La volontà dei servizi educativi del comune sammargheritese è quella di far partire nelle prossime settimane una scuola di italiano per immigrati certificata e validata per l'ottenimento dei requisiti necessari per la regolare permanenza in Italia, e questa è un'iniziativa che si terrà sempre in biblioteca. Veniamo in diocesi. Nell'educazione dei giovani conta molto l'intervento degli adulti. Sono loro che possono far capire ai ragazzi che nella vita c'è dell'altro e che non si devono giudicare le persone. Ne ha parlato a Chiavari il filosofo Silvano Petrosino, che ha spiegato come la vita da social non renda feconda la vita. Il servizio. Anche quando siamo lontani dal digitale, i nostri pensieri e le nostre azioni sembrano sempre più dei post o dei tweet. È il ritmo imposto dalla società dei consumi che però poco ha a che fare con l'educazione. A spiegarlo Silvano Petrosino, intervenuto a Chiavari al corso per gli insegnanti della diocesi. Il filosofo ha sottolineato come oggi ci siano sempre meno filtri, sempre meno pazienza o tempo, tutto deve essere immediato e facile. È il potere dei seduttori che garantiscono il godimento immediato, ma, dice Petrosino, non rendono i ragazzi fecondi. Quando a volte si comprano quelle piante, non so, di limoni o di mandarini, poi mangi i limoni e i mandarini e quella pianta poi non li farà più i limoni e i mandarini. Perché per fare tutti quei limoni e quei mandarini è stata sollecitata con degli ormoni. Questa cosa che ha reso una crescita tumultuosa in realtà finisce per rendere sterile la pianta. Allora noi abbiamo bisogno di giovani che dimostrino di essere uomini a 30-40 anni. Non abbiamo bisogno di quello che fa adesso il brillante e poi arriva a 30-40 anni ed è sterile.
In tutto questo gli adulti giocano un ruolo fondamentale, sono un presidio di fronte all'egocentrismo dei giovani. Questa tendenza egocentrica non è affatto un male, anzi è una fase inevitabile della formazione della sua personalità. Però l'adulto è colui che accompagna il ragazzo e aiuta il ragazzo a scoprire che c'è dell'altro. Ci sono cose che tu non comprendi, ci sono cose che tu non capisci, ci sono altri che hanno altre tradizioni, magari anche compagni di classe che hanno dei dispiaceri profondi, dei lutti, delle delusioni, delle frustrazioni. Noi uomini giochiamo una partita con 40 carte, di cui ne conosciamo solo 2. Come puoi pretendere di giudicare, di fare c'è dell'altro? Ci sono almeno 38 carte che tu non conosci. La relazione integrale di Silvano Petrosino sarà trasmessa martedì 22 ottobre alle 20:50 su Telepace 2, che è il canale 85. Il grande masso con misteriose incisioni rupestri, probabilmente di origini romane, scoperto lo scorso anno in Val Cichero, richiama in Val Fontana Buona i Liguri d'America e domani a San Colombano Certeno li arriverà in visita da New York una delegazione dell'Associazione dei Liguri nel Mondo, che con una cospicua donazione ha permesso di recuperarne il sentiero di accesso. Sentiamo. Il masso si trova in una zona impervia del Monte Ramaceto e con questo contributo abbiamo liberato il sentiero e reso transitabile questo sentiero. Arrivano direttamente da New York per riscoprire la terra di origine dei propri genitori e per ricevere di persona i ringraziamenti per una donazione che ha lasciato il segno in Val Fontana Buona. Tra i componenti della delegazione dell'Associazione dei Liguri del Mondo, guidata dal presidente Mario Menini, ci sarà anche la signora Vivian Cardia, figlia di Elsi Garaventa, emigrata da Rossi di Lumarzo nel secolo scorso. È stato per onorare la sua memoria che la signora Vivian, la figlia, ha contribuito in modo sostanziale alla donazione di quei 7.000 euro che hanno permesso di rendere più accessibile il cosiddetto masso di Cichero, la roccia con misteriose incisioni rupestri riscoperto lo scorso anno sulle falde del Monte Ramaceto. Tutta la delegazione arrivata in Liguria sarà accolta nella sala consigliare del comune di San Colombano Certenoli domani mattina a partire dalle 10. Successivamente, tempo permettendo, si farà una visita presso il Belvedere dei Prati di Cichero, dove verrà installata un cartello che ricorderà soprattutto Elsi Garaventa, la madre di Vivian Cardia. Nel pomeriggio alle 16 la giornata si concluderà con una visita al lascito cuneo di Calvari. Intanto proseguono gli studi e le ipotesi intorno al masso e alle sue incisioni. In primavera è previsto un nuovo sopralluogo che cercherà di fare luce sulle sue origini. Abbiamo parlato con un geologo docente universitario ora in pensione, si chiama Eugenio Andri. Gli abbiamo fatto vedere tutta la documentazione fotografica in nostro possesso e anche lui condivide con noi il fatto che gran parte di queste incisioni sono molto probabilmente di origine antropica. E lui si ripropone, appena il tempo lo permetterà, in primavera, di venire sul posto a dare un'occhiata, una controllata a questa cosa. Bisogna avere un attimo di pazienza perché ha 82 anni e non possiamo pretendere che venga su adesso. Ecco. È il momento della rassegna stampa, ci ritroviamo subito dopo con gli aggiornamenti. Vuoto esistenziale, manifestazione del Forum delle Famiglie, pochi bambini, subito i sostegni. Bonetti, la ministra della Famiglia da venire, così faremo il nuovo assegno per i figli, poi vedremo più avanti. E ancora pronta una tregua con il ritiro dei curdi, gli Stati Uniti ottengono 5 giorni di cessate il fuoco in Siria, Brexit raggiunta l'intesa, Westminster deve dire però yes, pesa invece il no del partito unionista nordirlandese che è alleato del premier Johnson. Analisi, ma al governo il deal rischia di costare caro. E andiamo invece alle torture in carcere, arrestati 6 agenti, 6 guardie penitenziari e l'inchiesta a Torino. Freno alla schiavitù, il Qatar abolisce la kafala degli operai e poi ancora Chiese dell'Umbria per una nuova gioia all'assemblea di Foligno. Andiamo all'interno di Avvenire, passeggini vuoti in piazza, servono risposte subito al Forum della Famiglia a Montecitorio per lanciare un nuovo appello contro il declino demografico. Il presidente De Palo dice basta corse austerity,
ostacoli, vogliamo un percorso e tempi certi per l'assegno unico. Siamo sulla prima pagina del Secolo XIX che dedica l'apertura alla Carige. La nuova banca Carige non lascerà la borsa e punterà sul territorio. La prima intervista con i 3 commissari dopo il via al piano di salvataggio. Basta il gigantismo, guardiamo invece a piccole e medie imprese e alle famiglie. E invece per la vecchia gestione il PM del caso Berneschi dice è incivile l'alt al processo dopo 10 giudizi, la legge va cambiata. Fisco, la riforma di Conte, via 2 aliquote IRPEF al 20%, Zingaretti e Renzi, se si vota il PD candiderà il premier uscente. E poi addio triste di Cantone, se ne va il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione e dice la corruzione è stata dimenticata. E se ne va anche Sandro Biasotti da Forza Italia, lascio Forza Italia, Berlusconi voleva che attaccassi Toti, ora il coordinatore ligure è Moulet. E andiamo alla fotonotizia, dalla Siria, tregua sì turco agli Stati Uniti, 5 giorni per il ritiro dei curdi. Scoperto lo yacht della droga e traffici tra Rapallo e Santa Margherita, andiamo nel Levante, in manette i trafficanti, Santa Margherita e Rapallo crocevia degli scambi, è accusato l'armatore di aver trasportato 1 tonnellata di hashish e cocaina dal Marocco. Dall'Africa a Varazze, passando anche dal Tiguglio. E poi c'è un triste primato per il nostro territorio, spaccio e consumo, Genova seconda solo a Roma. Uno studio ha rivelato che la provincia genovese è sul secondo gradino del podio per denunce legate ai reati di droga. Siamo nel Tiguglio, attenzione a nuove truffe, oro radioattivo, boom di truffe nel Tiguglio, 2 vittime accertate nel Chiavarese, ma gli inquirenti indagano su decine di episodi tra Sestri Levante e Recco. Molti non abboccano, ma basta un colpo per garantire incassi di migliaia di euro. Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Borzone per rimuovere un nido di calabroni. Gli insetti avevano scelto uno spiovente dell'abbazia per costruire la propria casa, mettendo in pericolo i visitatori del luogo sacro. Chiamati intorno alle 10, gli uomini del distaccamento chiavarese hanno messo in sicurezza l'area asportando il nido. L'intervento si è chiuso intorno a mezzogiorno. Torniamo sul maltempo, ci sono novità, ce ne parla dalla redazione Andrea Capitani. A te Andrea. Sì, grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Era attesa ed è stata infatti diramata pochi minuti fa dall'ARPAL l'allerta meteo per le prossime ore. Sarà inizialmente gialla, per Genova, Savona e Imperia scatterà alle 21 di questa sera. Per il bacino E, quello che riguarda anche la Val d'Aveto, scatterà alla mezzanotte, mentre per il Levante, il bacino E, il bacino C, scusate, scatterà a partire dalle 6 di domani mattina. In tutti i casi interesserà tutta la giornata di sabato, riguarderà i bacini piccoli e medi. Nelle prossime ore comunque sono attesi aggiornamenti e anche un innalzamento dell'allerta meteo per le giornate di domenica. Le piogge sono attese dalla serata di oggi, localmente a carattere di rovescio temporale, possibili risposte repentine dei piccoli bacini e quelli medi a partire dal centro-ponente, dove abbiamo già ricordato nelle aree, nei giorni scorsi le aree sono state colpite dalle piogge, i corsi d'acqua risultano reattivi e con livelli idrometrici attuali superiori ai valori ordinari. Questo scrive ARPAL, fenomeno che sarà in estensione verso Levante nelle prime ore di domani. Domenica si attende un ulteriore peggioramento meteo-idro che sarà valutato meglio nei prossimi aggiornamenti. Ovviamente vi terremo informati. Per il momento è tutto lì nello studio. Grazie Andrea. In conclusione ricordo che questa sera si tiene la veglia missionaria diocesana nella chiesa di San Giovanni Battista a Chiavari. L'inizio alle ore 21, ci sarà la presenza del Vescovo. La relazione quest'anno sarà portata da Maria Teresa Abiniente della comunità di Romena. Per tutte le altre informazioni seguiteci sul sito teleradiopace.com, sul canale All News 187. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.